Ritorno amaro, amarissimo per il Cattolica che nel giorno in cui torna a vestirsi di giallo-rosso esce sconfitto tra le mura amiche di misura. La formazione di Gori gioca bene e forse anche meglio della seconda in classifica a Progresso e dimostra di essere tutt'altra squadra rispetto al girone d'andata. Gori e i suoi meritano rispetto, come lo stesso allenatore Righi a fine gara riconoscerà al microfono di Renzo Baldisserri. Una vittoria importantissima ottenuta su un campo difficile contro una squadra che non ha come valore il penultimo posto, allenata secondo me molto bene. Oggi noi non meritavamo di vincere, secondo me il pareggio era il risultato più giusto, abbiamo avuto ottime occasioni noi, hanno avuto ottime occasioni loro. Mi dispiace tanto per Gori perché la sua squadra oggi ha veramente, secondo me, meritato di fare punti e quando perdi così diventa poi difficile spiegarla onestamente, quindi sono felicissimo di aver vinto, però bisogna anche riconoscere i grandi meriti dell'avversario. Secondo me il Cattolica non è la penultima forza di questo campionato e se questi ragazzi continueranno su questa strada io ho la netta sensazione che in pochi fanno un risultato qua e si possono anche togliere la soddisfazione di provare ad entrare nei play-out. L'importante è che continuino con la rabbia e la motivazione che ho visto oggi e ripeto, io non so che tipo di credenziali ha Bobo Gori qui perché sento che lo contestano, che comunque non è considerato. Io oggi ho visto ancora una volta una squadra molto ben messa in campo che ha creato gioco e ci ha messo veramente in difficoltà. Non si vede la differenza tra noi secondi e loro penultimi, quindi qualcuno il merito l'avrà e secondo me in questo caso il merito dell'allenatore. Poi se vogliamo guardare il bicchiere mezzo vuoto diciamo demerito al Progresso e merito al Cattolica, però non è giusto perché è una mancanza di rispetto nei confronti del Cattolica che oggi ha fatto una signora partita e a cui auguro veramente di salvarsi perché mi piace un sacco lo spirito che gli trasmette l'allenatore, quindi da oggi forza Cattolica, fino a 20 minuti fa no. L'allenatore ospite, dotato di un forte carisma e di grande senso di ironia, non riserva neppure una tiratina d'orecchie a chi oggi indossa la maglia della propria squadra, ma che in passato, proprio a Cattolica, non ha ricevuto il giusto tributo. Doppiamente felici perché ha fatto gol un ex del Cattolica che qui la passata società non ha trattato benissimo come comportamento e quindi siamo due volte felici per questo ragazzo. Pronti e via, e Pieri viene steso al limite dell'area di rigore. Gli sviluppi della punizione portano al tiro senza fortuna ad opera di Brolli. Il Cattolica insiste, le sue iniziative partono da lontano scaturendo ammonizioni avversarie e punizioni interessanti, l'ultima delle quali porta al tocco di Passini per la botta di Pieri. Pollini risponde da gran campione. Il Progresso si affida alle ripartenze, la conclusione terminata sull'esterno della rete da parte di Bassoli serve a testimoniare la presenza in campo e la pericolosità dei propri attaccanti. La ripresa vede gli ospiti protagonisti con lo scambio di Giulio Fabbri, tiro di quest'ultimo, con Di Leo, pronto a dire di no. Il Cattolica non ci sta e crea la palla più limpida del match quando da un'azione partita da panzavolta nasce un cross invitante. Bruma liscia il pallone del possibile vantaggio per poi consegnarlo involontariamente all'occorrente Mazzoli che non inquadra però il bersaglio. Proteste ospiti per un fallo di mano in area avversaria sul quale il direttore di gara sorvola. L'azione prosegue con una brutta entrata su Pieri. L'ex Lega Pro è costretto a lasciare il campo anzitempo. All'86esimo Bruma riparte sulla tre quarti ed allarga a sinistra per la corrente Mori che controlla, entra in area e ci prova in diagonale ma senza inquadrare lo specchio della porta. Porta che sembra stregata, è solo questione di sfortuna quando Panzavolta a fine gara alza i toni. Sì, secondo me oggi logicamente parlare di sfortuna sarebbe la scelta sbagliata forse, però abbiamo avuto veramente tante occasioni e non meritavamo sicuramente di perdere, questo è poco ma sicuro. Non dico di vincere, però sicuramente non di perdere, ecco, questo è sicuro. Quasi un preludio alla prudenza, quanto detto da Panzavolta che all'88esimo insieme ai propri compagni deve invocare tutti i santi del calendario e arrendersi a una punizione battuta da Totta che Bonavitacola intercetta trasformandola in oro, trovando così l'angolino basso alla destra di Di Leo per il vantaggio bolognese. Per il Cattolica una doccia gelatissima, probabilmente immeritata, che dà comunque alla band di Gori la consapevolezza di potersi giocare ora più che mai contro chiunque, già a partire dalla delicatissima sfida di domenica prossima contro i Consellice.